Il messaggio che vogliamo dare ai giovani è quello di non farsi vincere dalla rabbia, dall'odio, perché purtroppo oggi è facile questo, quindi bisogna in qualche modo contrastarla e contrastarla con amore e con rispetto, e sperando sempre che dalle nostre testimonianze loro possano trovare uno spunto di aiuto, ecco, in qualche modo un aiuto per capire che non bisogna fare e togliere la vita a chi ti sta accanto, anche a un semplice passaggio, una semplice persona di passaggio. Bisogna allontanare la violenza dalle nostre vite, punto, solo questo. Ai giovani denunciate, parlate, non siate omertosi, sempre cercare di trovare la persona giusta che vi possa aiutare ad uscire fuori da quel percorso di violenza che spesso è quella violenza psicologica che nessuno riesce a vedere, quindi siamo noi che dobbiamo raccontarle e farci aiutare, denunciare sempre e non fermarsi mai, crederci sempre.